Buongiorno, 15 maggio, le prime pagine della provincia di Treviso, partendo subito con la Tribuna di Treviso. Grande magazzino cinese devastato da un incendio, la notizia che è arrivata ieri pomeriggio tardi. Primarket in cenere nella notte, milioni di euro di danni, intaccati i muri dei negozi confinanti, le fiamme si sono propagate in fretta bruciando la merce, non si esclude il dolo. In alto vedete poi in Fazio a Discovery con Littizzetto, addio alla Rai, andiamo avanti. Questa è una notizia che troveremo anche in altri giornali. Affluenza in calo, ieri alle urne l'astensionismo pesa nella Marca, astensionismo, ma vedremo che questa è una notizia dell'astensionismo che troveremo anche in altri giornali, un po' in tutte le province e tutti i comuni che sono andati al voto. Fratello, mi hanno bucato, le ultime parole di Algi riferiscono al delitto di Maserata, e poi assaltano la villa e pestano anziano e caccia serrata a 2 rapinatori. La vera economia cresce insieme alla sostenibilità. Questo è l'intervento al ma possiamo seguirlo eventualmente leggendo il giornale. Andiamo sul Gazzettino. Vedete la naia volontaria, Meloni apre, la premier radunata di Udine, tema che si può affrontare, la patria seconda mamma, la russa un addestramento di 40 giorni per partecipare alla vita delle forze armate, e a Giorgia i gradi da generale, lei agisce come noi alpini. Una bella, sapete che lunedì ci sono queste notizie. Il grano, stop di Mosca all'accordo, si rischia un'ondata di migranti, scade fra 3 giorni l'intesa con l'Ucraina, Tajani dice instabilità pericolosa, e Federica che si racconta, la nostra veneta nuotatrice, io e i miei genitori e quelle nozze a Las Vegas. Un'occhiata la diamo al Corriere della Sera, visto che lunedì non esce il Corriere del Veneto. Kiev vincerà entro l'anno, guerra, tour diplomatico prima dello scontro decisivo, il Papa, le armi distruggono la speranza. Sono un po' le stesse cose che si dicono da tanto tempo. E poi l'autobiografia, ne abbiamo appena parlato, La paura e il sogno che mi ha guarita, c'è Federica Pellegrini in alto. Di sport si parla molto sui giornali di oggi. Il campione serbo, mai stato Novax, dice, si racconta di Djokovic, sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino. E altre notizie, vedete che anche qui sul Corriere della Sera in prima pagina si parla di Fazio, Littizzetto, via dalla Rai, Salvini che li saluta con un sarcastico ironico "oh bella ciao". Bene, è tutto anche per quanto riguarda le notizie della provincia di Treviso, come abbiamo visto per oggi 15 maggio. Ci sentiamo domani.